I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell'ambito di un'operazione finalizzata al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e sicurezza dei prodotti, hanno sequestrato 77 profumi contraffatti venduti come tester. Durante il controllo presso uno stand della fiera estiva di Pedara, l'evento di grande importanza per la comunità locale, i finanzieri della compagnia Agirreale hanno notato alcune confezioni di profumo esposte per la vendita. Questi articoli, sistemati su una bancarella, erano identici nei dettagli alla confezione originale dei tester, ma la modalità di vendita e il prezzo anomale hanno suggerito una possibile contraffazione. I tester, generalmente forniti dalle case produttrici solo in caso di acquisti ingenti e non destinati alla vendita al dettaglio, avrebbero potuto facilmente ingannare i consumatori attratti dal packaging apparentemente autentico. La mancata esibizione dei documenti attestanti l'acquisto e le condizioni del venditore ha sollevato notevoli dubbi riguardo alla conformità e alle norme sull'origine e la provenienza dei prodotti, nonché alla tutela della proprietà industriale. Nel corso dell'intervento, la Guardia di Finanza, oltre al sequestro penale dei prodotti contraffatti e le denunce all'autorità giudiziaria del titolare della ditta per i reati di cui gli articoli 474 del Codice Penale e 648, ricettazione prodotti con segni falsi, sono state rilevate sanzioni amministrative che possono variare dai 500 ai 3.000 euro, in quanto il titolare non era in possesso della licenza per la commercializzazione dei prodotti. Operazione si inserisce nel più ampio intervento della Guardia di Finanza per tutelare il mercato dei beni e dei servizi, mirato a reprimere le pratiche commerciali scorrette e a salvaguardare gli operatori economici che rispettano invece le normative vigenti.